Recentemente c'è stata una notizia che ha fatto molto parlare di sé, si è parlato parecchio del cosiddetto attacco hacker alla Geox. Sì. Come si può commentare questa notizia? Beh, è abbastanza semplice, nel senso che gli hacker attaccano in gran quantità le aziende hanno dei sistemi di difesa che non sono sufficienti a garantirne l'inviolabilità, gli hacker riescono a connettersi, studiano il sistema, capiscono qual è il peso e la levatura del cliente, se non lo sanno già preventivamente, e chiedono un riscatto dopo aver criptato i dati, un riscatto conveniente, ovviamente adeguato al caso. Casi del genere quanto sono frequenti? Sono molto frequenti, già l'anno scorso si stimava che ci fossero, e sono stime ovviamente molto così da prendere con le pinze, ma si stimava che fossero attorno ai 5.000 casi in Veneto. Quest'anno, così a sensazione, saranno anche raddoppiati. Da un punto di vista generale, considerando che il Veneto e il Vicentino in particolare sono zone molto ricche dove esistono molte imprese, però spesso e volentieri queste imprese sono piccole o micro imprese. Una ditta di questa pezzatura come può difendersi da attacchi del genere, visto e considerato che servono delle competenze specifiche a riguardo? E questo è il problema più grosso, cioè dove non c'è una dimensione aziendale notevole, quindi non c'è anche una capacità di spesa sullo specifico fronte alla sicurezza, l'azienda si trova ad avere un livello di difesa medio-basso, diciamo, e questo chiaramente aumenta enormemente i rischi. Se poi l'azienda è piccola ma è agguerrita commercialmente e ha un certo valore, ovviamente è doppiamente appetibile. Si può parlare anche di mancanza di cultura dal punto di vista degli imprenditori, oppure in situazioni del genere proprio quello che manca è la pezzatura, cioè non ci sono le dimensioni per poter fare investimenti sulla sicurezza? Beh, diciamo, l'aspetto culturale è molto importante. Chiaramente la sicurezza informatica in questo momento non è certamente al centro degli investimenti e delle attenzioni delle aziende. E questo ovviamente non è un bene, anche perché ormai chiaramente le infrastrutture informatiche controllano tutto, quindi ogni azienda è esposta in modo gravissimo a fronte di un attacco informatico. Il discorso degli investimenti necessari per mettersi in sicurezza è anche quello un problema. Il problema più grosso non è che non si investe in sicurezza, ma che si investe male. È possibile fare un identikit in primis psicologico di questi aggressori informatici e eventualmente provare a spiegare se si tratta di persone che agiscono in solitaria o se invece agiscono mediante reti che poi dal punto di vista del codice penale sono vere e proprie associazioni a delinquere? È un settore che è molto in mano alle associazioni a delinquere. Questo lo si vede anche perché a fronte di attacchi le aziende si trovano a dover interagire con queste persone, c'è ovviamente una richiesta di riscatto, eccetera, e a volte c'è la sensazione proprio di parlare con, come dire, con una specie di help desk, perché non hanno presente chi sei, e quindi sono attacchi che sono evidentemente portati talmente su vasta scala che l'interlocutore ha bisogno di capire quale persona attaccata sei. Ecco. Ecco, sul piano invece più personale, più umano, a questi cosiddetti hacker, che persone sono? Sono persone che hanno sviluppato delle competenze specifiche in ragione degli studi, persone che magari hanno fatto parte di apparati o istituzioni, magari di paesi esteri in cui hanno appreso certe tecniche, sono persone che si sono fatte, diciamo, sulla strada del crimine informatico. È possibile in qualche maniera caratterizzarli? Praticamente sono molto articolati i soggetti che compiono queste azioni. C'è l'hacker improvvisato, c'è l'hacker strutturato, esperto. Ci sono anche delle persone che non possiamo definire veramente degli hacker perché semplicemente riescono a connettersi alla rete aziendale, magari con delle credenziali carpite in qualche modo, diciamo, non informatico o indovinate, entrano dentro il sistema, lanciano un programma che fa la criptatura dei dati e quindi, diciamo, chiamarli hacker è un po' improprio, ecco.
Ce ne sono invece molti esperti e chiaramente più l'hacker è esperto, più è difficile difendersi e più è anche facile incappare nelle recidive. Per quanto riguarda le forze dell'ordine, cosa si può dire, diciamo, della loro capacità di contrasto rispetto a episodi del genere? Beh, allora il contrasto si fa su due fronti: il fronte della prevenzione, che vuol dire cercare di acquisire informazioni degli attacchi svolti e per andare a cercare di identificare metodologie e strutture che compiono questo tipo di attività, e questo rientra nella prevenzione. Per quello che riguarda gli interventi da fare a fronte di un sequestro di questo tipo, chiaramente ci vuole intanto la denuncia, quindi il danneggiato deve fare denuncia, cosa che non sempre fa per tutta una serie di motivi, nel qual caso, se non c'è un qualche tipo di controllo autonomo a parte delle forze dell'ordine, quell'episodio non viene nemmeno riconosciuto come tale e resta una disavventura tra l'azienda e il malvivente. Quando il danneggiato è una banca, le denunce ci sono, oppure le banche tendenzialmente preferiscono che la cosa non finisca, diciamo, nelle maglie della giustizia? Questo è un tasto delicato, nel senso che ci sono state in passato più situazioni in cui determinati soggetti, appunto di grandi dimensioni, non ha denunciato determinati episodi. Questo è capitato. Adesso, diciamo, questa tendenza credo che per le banche sia abbastanza abbandonata, quindi solitamente gli istituti grossi denunciano quello che succede. Cambiando un attimo capitolo, alcune settimane fa, proprio ai microfoni di vicenzatoday.it, si parlò della vicenda della app Immuni. Sì. Questa app sembra non essere decollata granché, come mai? Beh, diciamo, intanto secondo me non è decollata perché è partita troppo tardi, cioè diciamo, avrebbero dovuto iniziare con un certo tempismo. Se teniamo conto che per esempio in Corea del Sud 2 settimane dopo l'inizio della crisi l'app era pronta, quindi noi abbiamo perso veramente mesi preziosi che potevano essere anche un volano di motivazione per indurre le persone a scaricare quest'app. Adesso poi ci sono anche problemi tecnici, limitazioni, ci sono sia diciamo molti dubbi da parte delle persone, ci sono le criticità obiettivamente non banali, nel senso che se uno viene identificato come avente avuto un contatto infetto, insomma, per un certo periodo veniva bloccato a casa per 2 settimane prima di poter fare un tampone, quindi le persone hanno molto colto l'aspetto paralizzante di un eventuale essere magari erroneamente per limitazioni dell'app eccetera, essere identificato come avente avuto un contatto infetto, piuttosto che le problematiche di privacy, che non mi sembra abbiano avuto poi una grandissima rilevanza negli ostacoli, ecco. Un'ultimissima domanda, e il riferimento è sempre alla questione della criminalità organizzata. Si è parlato appunto di crimine organizzato e di attacchi informatici. Sì. È possibile invece collegare il nome delle mafie a chi porta avanti attacchi di tipo informatico? Cioè ci sono organizzazioni mafiose che sfruttano gli attacchi informatici per perseguire i loro fini? Assolutamente sì, questo è un'evidenza. Cioè la criminalità organizzata e l'informatica hanno necessità reciproche di essere attive. Il crimine informatico che ha tutta una serie di possibilità di essere utile alla mafia, perché è anche un canale di raccolta delle informazioni, quindi accedendo ai sistemi, il sistema mafioso riesce anche a raccogliere quelle informazioni di cui ha bisogno per i suoi turpi obiettivi e che chiaramente non ha altro modo per prendere. Ecco, un'ultima domanda, anche se immagino rispondere non è molto facile, ma è possibile identificare, se non una data,
un periodo in cui le mafie italiane hanno cominciato ad interessarsi in modo massiccio rispetto al crimine informatico? Credo che appena il crimine informatico si è, diciamo, consolidato, credo che si siano inseriti immediatamente, cioè non è una cosa recente.